Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Concludiamo questa settimana con una puntata dedicata prima alla salute, parleremo di kinesiologia e di farmaci equivalenti e poi invece ci dedicheremo ad una manifestazione sportiva importantissima che si terrà questo weekend. Avremo tutte le rivelazioni in assoluta anteprima. Allora iniziamo subito però a parlare di noi, del nostro star bene. Allora prima delle feste natalizie avevamo iniziato a capire quanto il nostro sistema nervoso sia importante per garantire il nostro benessere. Avevamo anche iniziato a vedere come la nostra postura, il nostro modo di stare in equilibrio possa essere un indice della nostra salute. Allora questa sera continueremo ad approfondire questi argomenti insieme al dottor Enrico Pandiani, chiropratico e specialista in Applied Kinesiology al Centro Bellezza, Filosofia e Scienza di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, bentornato dottore, iniziamo subito a parlare. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo detto che la salute è un po' una nostra responsabilità, ma diciamo che quando non siamo riusciti a prenderci cura al punto giusto, a questo punto si ha la malattia. Cerchiamo di capire questa sera bene che cos'è una malattia, come si capisce, come si differenzia. La malattia, per capire la malattia la cosa più importante è capire che cos'è la salute, perché la malattia è un'assenza di salute fondamentalmente. Per capire la salute dobbiamo incominciare a vedere come funziona il corpo umano. Una volta che sappiamo come funziona, sappiamo anche cosa succede quando questo non funziona. Possiamo andare con la prima slide? Assolutamente, vediamo qualche immagine. Esatto, Eccoci la prima qua. slide è una cosa molto semplice, ma ci dà l'idea di come funziona una cellula. I concetti sono quelli che mi interessano, perché sono le cose più importanti. Una volta capiti questi, tutto il resto è più semplice. Ogni cellula funziona in questo modo. Abbiamo un ambiente, perché logicamente viviamo in un ambiente, che ci dà degli stimoli positivi o stimoli negativi. Uno stimolo positivo potrebbe essere del cibo, dei nutrienti. Uno stimolo negativo potrebbero essere delle tossine o del veleno. La sopravvivenza di una cellula dipende da quanto questa cellula sappia capire se si trova davanti a uno stimolo positivo o uno stimolo negativo. Per fare ciò la cellula ha bisogno di recettori, i recettori famosi di membrana. Più recettori ho e più sono specifico nei miei recettori, più questi mi danno finezza nel messaggio. Più semplice sarà la mia sopravvivenza. Ecco perciò che possiamo notare come il genoma in realtà sia soltanto una conseguenza del mio recettore. Una volta che il recettore viene stimolato è lui a decidere quale gene prendere. Il genoma è quindi soltanto, diciamo, la ricetta, il recettore è lo chef. Ecco come noi possiamo modificare in ogni momento la nostra espressione genetica. Ma vediamo allora come funziona il corpo umano. Andiamo con la seconda slide. Se il punto chiave di una cellula sta nel recettore, il punto chiave del nostro corpo sta nel sistema nervoso, perché il sistema nervoso è un enorme recettore, un recettore che ha un sacco, che è estremamente potente, 1,5 kg di materia organica, c'è una complessità che ancora conosciamo pochissimo, ma fondamentalmente il suo compito è quello di prendere lo stimolo dell'ambiente, capire cosa sta succedendo e comunicare questa cosa a ben 70 trilioni di cellule. 70 trilioni di cellule sono tantissime, ma sono quelle che ci compongono. Per fare questo, Madre Natura ha creato il sistema nervoso che, percependo quello che avviene a livello dell'ambiente circostante, è in grado di dare due tipi di risposte. Una veloce ma breve nella durata, che è l'impulso nervoso, e una un po' più lenta ma molto più potente nel suo intervento, che sarebbe la secrezione ghiandolare o la risposta autonoma, cosiddetto. Queste sono le due possibilità. Il cervello carpisce il messaggio dell'ambiente e dice sono in pericolo o sto bene, comunica questa cosa in questi due modi alle cellule, le cellule elaborano la loro risposta e pum, andiamo avanti con la slide se possiamo, elaborano la risposta e questa risposta viene comunicata al cervello, il quale a quel punto risponde. Certo. Perciò ho dei nutrienti, andrò verso i nutrienti, ho del veleno, scappo dal veleno. Sì. Abbiamo esattamente capito dove il più delle volte sono i problemi, quindi. I problemi di salute partono quando il mio cervello non sa più riconoscere bene che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. O il messaggio fra il cervello e le cellule ha dell'interferenza. Certo. Questa interferenza, in chiropratica, la chiamiamo sublussazione o subluxation all'americana. Certo. Quindi vediamo ancora la slide, Esatto. quella successiva. La subluxation è semplicemente un'interferenza che si crea all'interno del sistema, la quale va a minare la funzionalità del sistema stesso. Sì. Vediamo a sinistra un sistema nervoso che funziona bene, tutto è in armonia e perciò la comunicazione fra corpo e cervello
va benissimo. Funziona benissimo. Io riesco a reagire in ogni momento a quello che mi serve. Dall'altro lato invece incomincio ad avere una sublussazione. Cosa significa? Un osso o una vertebra va fuori posto e rimane fuori posto. Il corpo non riesce a rimetterla a posto. Questo crea irritazione, questo crea interferenza proprio col segnale nervoso. Mettiamo che questa vertebra è proprio dove il nervo che va a innervare lo stomaco fuoriesce. Incomincerò quindi a sviluppare un problema allo stomaco. Perché? Perché il cervello non sa dire allo stomaco: tu incominci a funzionare subito, no, tu fermati, stai funzionando troppo. Ecco allora che tanti sintomi di stomaco a volte possono essere risolti mettendo a posto la colonna. Certo, chi è l'uovo che è la gallina, a volte è colpa dello stomaco, a volte è colpa della colonna, ma la cosa importante è capire che la colonna è un po' l'immagine di quello che succede all'interno del nostro corpo. Il concetto stesso della chiropratica è quello di andare a trovare questa interferenza in modo Qui si molto agisce, specifico. si parte riepilogando, si parte un po' dalla nostra testa, dal nostro cervello, il sistema nervoso, quindi poi la colonna e andiamo un po' a riassestare quello che non andava, il nostro modo magari errato di rispondere, perché c'era un blocco. Esattamente, il concetto che, di cui si parla in chiropratica è quello di upside down, inside out, che significa dall'alto verso il basso, perciò intervenendo sul sistema nervoso verso il corpo, e dall'interno all'esterno. Perché? Perché la salute è un processo interno, non è un processo esterno. Non ci sarà mai una pillola, un intervento esterno che ci ridà la salute. Siamo noi e il nostro corpo che ritrova la salute, solo grazie magari a qualche aiuto che lo mette nella condizione di reagire. Il compito primario che noi abbiamo nei nostri confronti è quello di metterci nella condizione migliore per poter agire, affinché il nostro corpo possa risolvere i suoi problemi. Tutto ciò che ci ha creato il problema è anche ciò che lo risolve, e l'unico in grado di curare se stesso è il nostro corpo. Assolutamente sì. Quindi il concetto della chiropratica, come si vede anche dalla slide successiva, è che intervenendo a livello del sistema nervoso io riesco a stimolare il corpo a reagire. Basta fare solo questo? Assolutamente no. Questo è Didi Palmer, il creatore della chiropratica. In un magico pomeriggio del 18 settembre del 1895, preso da un momento di ispirazione, lui era già quello che in America si definisce un magnetic healer, ovvero un pranoterapeuta. Scopre che intuisce che il suo amico Harvey Lillard appunto non era diventato sordo proprio perché aveva preso una botta alla colonna vertebrale. Allora, intrigato da questa cosa, prende il suo amico, lo mette su un tavolo, purtroppo all'epoca non avevano molte altre cose, come si vede dall'immagine, trova attraverso, toccando i processi spinosi, la vertebra fuori posto, con una mossa molto specifica rimette a posto la vertebra in posizione. Harvey si alza e incomincia a sentirsi di nuovo. È la nascita della chiropratica. All'epoca, infatti, la chiropratica era utilizzata soprattutto per curare malattie organiche. Perciò avevo la gastrite, potevo andare dal medico, potevo andare dal chiropratico. Avevo un problema al fegato, potevo andare dal medico, potevo andare dal chiropratico. Purtroppo, al giorno d'oggi, la quantità di tossine e anche l'informazione scientifica che abbiamo a disposizione ci permettono di essere molto più specifici. Certo, utilizzare soltanto l'aggiustamento chiropratico al giorno d'oggi non penso che basti, ma all'interno del nostro famoso team sanitario che dobbiamo sempre avere è sicuramente uno strumento estremamente utile. Quindi una disciplina che ormai è radicata, sicura, che ha concetti ben chiari, che però appunto si usa in accostamento alla medicina tradizionale. Ecco, tutto quello che vi diciamo noi qui sempre nel nostro salotto è che assolutamente è fondamentale che voi curiate la vostra salute al meglio, per cui con la medicina tradizionale assolutamente tutto quello che c'è per star meglio a lato, assolutamente sì. Però fondamentale affidarsi sempre a dei professionisti, perché anche qui abbiamo parlato di sistema nervoso, di colonna vertebrale, per cui di manipolazioni che anche se non sono cruente sono importanti e fondamentali, ecco, perché come possono curare possono seriamente mettere invece in difficoltà l'organismo, per cui mi raccomando anche qui rivolgetevi sempre e solo a dei professionisti, a persone che vi diano la certificazione. Prego poi gli ultimi 2 minuti per concludere. A tale proposito, l'unico garante in Italia della qualità del chiropratico è l'Associazione Chiropratici Italiani, che si trova su chiropratica.it, perciò loro hanno l'elenco di tutti i chiropratici laureati e diplomati correttamente in tutti i college, che purtroppo in Italia non ci sono ancora, ma si starà lavorando esatto, sulla cosa. speriamo anche in Italia di arrivare a questo, a formare dei professionisti in questo campo. Quindi, tornando, ricapitolando tutto questo discorso e tornando anche a quello che ci eravamo detti, la camminata, un po' il modo in cui noi ci portiamo il nostro corpo, è un po' un indice della nostra salute. Anche qui si può identificare qualche cosa
cosa, al modo in cui semplicemente abbiamo di camminare? Il punto è sempre stato quello: come faccio a capire se una persona ha una sublussazione o meno? E con una serie infinita di studi e di applicazioni pratiche, perché la chiropratica è pratica, Certo. appunto, diversi personaggi, possiamo rivedere anche la slide in questo momento, diversi personaggi hanno capito che effettivamente la risposta nervosa era istantanea. Perciò possiamo vedere sulla parte sinistra c'è un corpo che non ha sublussazioni e dove tutto è bilanciato, sulla parte destra invece vediamo tante compensazioni, perciò vediamo che la testa è spostata, la spalla è più alta, il bacino è spostato, la lunghezza delle gambe cambia. Pensiamo a mettere questa persona in piedi, sicuramente la sua postura sarà completamente alterata, giusto? Perciò a sinistra sembra quasi che lui abbia una gamba più corta. E questo porterà a una compensazione della spalla e a una compensazione della testa. Se voi ci fate caso, tantissime volte vedrete che le persone in giro hanno una spalla più alta dell'altra. Questo mi dice che c'è un problema a livello di comunicazione fra il sistema nervoso e l'altro e quindi che c'è sicuramente una sublussazione. Questo più finemente lo si può vedere poi con la camminata. Essendo il cervello l'unico in grado di attivare e inibire i muscoli, durante la camminata noi dobbiamo attivare e inibire i muscoli, se non riesco a comunicare bene questa cosa, anche la camminata sarà completamente sbilanciata. Certo. Quindi il nostro corpo ci parla, ci dice molto di come stiamo, fondamentale che i primi ad ascoltarlo siamo noi e poi ci rivolgiamo assolutamente ad esperti. Allora io la ringrazio infinitamente, dottor Pandiani, per averci fatto scoprire questo lato importante delle cure che possono aiutarci. Continuiamo questo percorso un po' nella conoscenza di noi stessi, ci vediamo nelle prossime settimane, facciamo così? Assolutamente. Grazie, allora grazie infinite, grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità, poi continuiamo a parlare di salute e di farmaci equivalenti. State con noi, a tra poco.